Ci siamo ritrovati in un dissesto senza averne colpa. Quindi, e oggi paghiamo tutte le conseguenze, paghiamo di gente che ha inquinato la nostra città, ha inquinato il nostro Per mare. Luciano Carriero non è giusto che i mitilicoltori debbano pagare colpe non loro. Lui lavora nel settore da sempre, un lavoro tramandato di padre in figlio. Oggi è proprietario del Centro Ittico Taranto, referente di Confcommercio per la mitilicoltura, e sta cercando di unire i produttori in un consorzio perché, spiega, ci diano la dignità che meritiamo, ma non è sempre stato così. Fino al 2011 la cozza tarantina ancora doveva nascere e già era venduta. Quindi c'era un mercato importante sulla cozza. Dopo questo evento tante cooperative sono stati costretti a chiudere. Lo dico con il nodo in gola. Ci sono stati 2 suicidi a Taranto di mitilicoltori che non sono riusciti come dire, andare avanti, si sono visti persi e hanno pensato di fare quel gesto, e a noi i nostri amici sono rimasti nel cuore. Quello che Luciano definisce il calvario dei mitilicoltori tarantini è iniziato nel 2011, quando, a causa dell'inquinamento dovuto all'ex Ilva, la Regione Puglia emanò un'ordinanza di divieto di movimentazione e commercializzazione delle cozze nel primo seno del Mar Piccolo. L'ASL di Taranto mi notificò l'ordinanza numero 1. Eravamo in regola all'epoca con concessioni, operai, avevamo la nostra cooperativa che io ero presidente, raggruppava 25 produttori. Tonnellate di cozze furono distrutte fino alla svolta, allo spostamento della produzione nel Mar Grande e nel secondo seno del Mar Piccolo, ma in questi anni la cozza tarantina ha fatto fatica a togliersi di dosso l'onta dell'inquinamento. C'è stato un lungo lavoro in cui produttori come Carriero hanno collaborato con il CNR e altri enti di ricerca per decontaminare i mitili. Nel 2012, dopo 15 giorni dallo spostamento del prodotto nel Mar Grande, infatti, si scoprì che le analisi sulle cozze erano già migliorate, un processo che ha portato la cozza tarantina ad avere il presidio Slow Food. A Taranto sono stati investiti centinaia di milioni di euro, ma al settore realmente non è arrivato mai nulla. Ma noi non chiediamo sostentamento, non chiediamo nulla, non chiediamo assistenzialismo, noi chiediamo di lavorare in una città normale, come tante altre città. Abbiamo bisogno di una politica che ci stia vicino, una politica che deve capire che questo è uno dei settori storici e identitari della nostra città.